Il Consiglio regionale ha approvato l'istituzione di una nuova figura, quella del garante dei diritti della persona. Ne parliamo con Claudio Sinigaglia. Sì, questo vuol dire che da oggi in avanti la Regione Veneto, oltre ad avere il difensore civico, il tutore dei minori, avrà anche il garante dei diritti della popolazione carceraria. Questa è la novità introdotta dalla legge, per cui un'unica persona farà da riferimento per difensore civico, tutore dei minori e appunto la popolazione carceraria. È una importante novità, siamo la prima regione in Italia e ci inseriamo nell'ottica europea che appunto propone in un'unica persona il garante dei diritti della persona. Ecco, stupisce che ci sia stata una sterile polemica all'interno del Consiglio, c'è stato chi ha votato prima che il garante non possa esercitare nessun'altra professione durante il mandato, 3 anni rinnovabili per un altro mandato, e contemporaneamente voleva la gratuità del servizio e quindi una contraddizione logica che nascondeva invece la volontà di non attivare questa importante figura che difende i diritti dei più deboli, minori, di chi sostiene i soprusi della pubblica amministrazione, di chi non ha i diritti appunto anche all'interno del carcere per poter uscire inserendosi positivamente nella società. Quindi un provvedimento fondamentale, direi, per guardare alla promozione dei diritti umani, alla tutela della dignità di ogni persona.